Buonasera, siamo qui con Fulvio Ervas per il suo ultimo libro, Se ti abbraccio non aver paura. Superfluo dire che è un libro bellissimo, scritto con la grande sensibilità che sappiamo gli appartiene, ma anche con un tocco leggero pur nel trattare un tema pesantissimo. Ed è proprio questa leggerezza che, togliendo drammaticità ma non importanza alla storia, ce la porta più vicina al cuore. Questo è un libro importante, uno di quei libri che ti si annidano dentro e non ti lasciano più. È stata una bella sorpresa per i lettori di Fulvio Ervas, per quelli che lo conoscevano, per il commissario Stucchi, per i suoi gialli inventrati nel territorio veneto, che in realtà non erano, sì, erano mascherati da gialli, ma erano delle indagini sociologiche e ambientali, dove alla grande sensibilità di Ervas si coniugava un grandissimo senso dell'umorismo. Qui tu racconti un viaggio, invece, hai fatto proprio uno scarto incredibile rispetto ai tuoi libri precedenti. Racconti un viaggio compiuto da un padre e da un figlio attraverso gli Stati Uniti, da Miami a Los Angeles e poi attraverso tutto il Centro America fino in Brasile. Vuoi dirci che cosa hanno di speciale i due protagonisti di questo viaggio, come li hai conosciuti e come è nato il libro? Mi senti? No. Buonasera, grazie che siete qui, non vedo che sono... Allora, ogni volta è difficile iniziare quando fai che cosa dire la prima volta che vedi le persone. Sono sempre molto curioso delle facce, quindi perdo un po' di attenzione nel guardarli. Allora, più o meno è tutto questo. Allora, io nella mia vita di scrittore convinto, sono in parte ancora convinto di due sorte, due cose, mettiamolo così, no? La prima è che uno scrittore inventa mondi, quindi che uno scrittore non potrebbe essere attratto più di tanto alle storie vere. Ed ero anche convinto, un po' lo sono ancora, ma sono un po' meno, nella posizione della vita, che non bisognerebbe fare storie seriali, perché uno che inventa non ha bisogno di ripetere. Poi è finita che ho fatto 5 puntate di un giallo con il scrittore Stucchi e mi sono imbattuto nella storia vera e l'ho raccontata, come dire che la vita è sempre piena di sorprese, no? E questa storia è arrivata dopo un viaggio, in realtà, dopo il fatto che un padre, adesso io non mi sento più, un padre di Castelfranco, quindi sono in Veneto, che abita 15 km da casa mia, che non conoscevo nemmeno suo figlio, non conoscevo la rete familiare di Franco Antonello, fa un viaggio, parte, era grosso modo i primi di luglio del 2010, fa questo viaggio e il viaggio si conclude con un'esperienza, si conclude a metà circa di settembre del 2010, e quindi era una storia che si era chiusa, una storia che, come dire, nessuno di noi avrebbe mai conosciuto, no? Una delle tante centinaia, migliaia di belle storie che esistono non solo in Italia ma ovviamente ovunque. Poi le storie bisogna raccontarle, un modo per partecipare a una storia è il fatto che venga da qualcuno raccontato, filmata, il fatto che insomma venga presa e poi portata ad occhi diversi da quelli delle persone che l'hanno vissuta. Però questo padre è un po' particolare, un po' speciale come persona, ma la cosa ancora più particolare è che fa un viaggio con un ragazzo autistico. Quindi Andrea, nell'epoca, al momento della partenza, è un ragazzo di 16 anni e mezzo, un ragazzone, anzi un uomo per certi aspetti, no? Quindi grande, pieno di vita, quello che uno potrebbe definire un ragazzo autistico normale, nel senso che, lo sapete, è una patologia che ha, un disturbo che ha una sorta di distribuzione gaussiana, cioè sono ragazzi che non puoi nemmeno sfiorare, sono ragazzi che hanno ipercapacità, quelli che vengono definiti da sindrome di Asperger, che hanno cioè grandi capacità non solo matematiche ma di disegno, di logica, eccetera. Poi c'è questa galassia nella parte centrale della curva di ragazzi come Andrea che hanno scarsa autonomia personale, scarsa capacità linguistica, scarso contatto oculare, scarsa autonomia, bisogna seguirli, bisogna stare con loro 24 ore al giorno. Quindi questo ragazzo normalmente autistico, se possiamo usare questa parola, impegnativo, finisce le vacanze e il padre decide
contro il parere della maggior parte dei suoi conoscenti e anche di medici, di fare un viaggio, un lungo viaggio, perché questo viaggio in realtà è pieno di viaggi, cioè non è soltanto il viaggio fisico da un lato dell'America all'altro dell'America, contiene un sacco di cose, ed è per questo che raccontarlo è stato molto, molto bello. Torna da questo viaggio, su cui poi magari due parole per non annoiarvi subito dopo, torna da questo viaggio e dà la sensazione di aver fatto una cosa strana. E di comunque averla fatta, cioè una cosa fatta è una cosa fatta, poi esprime un giudizio positivo o negativo, ma l'hai fatta, è lì, no? E decide, una cosa che mi è piaciuta subito, ha preso durante il viaggio degli appunti, delle annotazioni di viaggio, quindi la cronaca di alcuni eventi e alcune sensazioni che lui ha provato durante questo viaggio. E decide di fare una sorta di diario, perché è molto semplice, ma anche molto bella, voleva fare pubblicità al proprio figlio. Cioè voleva che le persone che conoscono Andrea, e soprattutto i genitori di ragazzi che vanno a scuola con Andrea, frequentano la scuola, forse professionale, se non mi ricordo bene, una terza superiore, che veramente con orario, lo sapete, hanno un orario contenuto, sono seguiti agli insegnanti di sostegno, eccetera. Però voleva che le persone che lo conoscono vivessero l'idea che con un ragazzo autistico, se tu hai un po' di coraggio, un po' di forza, un po' anche di, come dire, di capacità di stare fuori dagli schemi, puoi fare una cosa talmente speciale come questo viaggio. E quindi lui voleva dire, guardate che Andrea, non solo Andrea, ma tanti ragazzi con autismo non sono stati dei pazzerelli che con le manine che guardiamo, che siamo dei cretini, no? E quindi ci fermiamo, ciao, come mi chiamo, mi conosci, sono sempre io, sapete queste cose un po' ridicole che facciamo ogni tanto. E quindi decide di metterlo a posto, questo diario di viaggio. E per farla breve, cerco qualcuno che gli dia la mano, e molto semplicemente un suo amico, che era l'unica intersezione che avevamo, che è il mio ex dentista, gli dice: guarda che qui a 15 km di distanza c'è uno che scrive già da un po' di tempo, da qualche anno, vedi tu se riesci a darti qualche consiglio su come mettere in maniera sensata, in maniera ordinata, un diario, in modo che tu ne fai 100 copie, 200 copie, le dai a tutti i tuoi conoscenti, così tutti potranno dire se hai fatto bene, se hai fatto male, se è andata. Ci incontriamo, mi chiama, mi fa telefonare, io stavo scrivendo un altro libro, lo vedo, ci incontriamo a Castelfranco, lo dico sempre, ma perché c'è un elemento in questo dettaglio che è importante, cioè perché poi si scrivono queste storie. Allora ci incontriamo a Castelfranco in un bar, lui mi offre, sapete, lo spritz, perché noi veneti, il luogo in cui facciamo grandi decisioni a vita sono davanti allo spritz, mi apre il computer, mi fa vedere le foto del viaggio, c'è lui che è un bell'uomo, c'è suo figlio che è un bellissimo ragazzo, io dico, cioè, onestamente non mi interessa, nel senso che tutti vogliono farsi raccontare i viaggi, tutti vogliono che qualcuno gli scriva meglio la cronaca di viaggio, e la fortuna è stata per tutti, almeno per me e Franco. Fate conto un po', come fosse un po' di più della metà di questo spazio, c'era Andrea appoggiato sulla fine sul margine del locale, e vedo questa testa di capelli e questo ragazzo appunto ai piedi, che è molto bello, che ti trasmette subito, io da padre, da insegnante resto così, e lui e lì mi ha agganciato, dice sì, ho fatto un viaggio, no? Ma non come un solito turista stronzo, l'ho fatto come un ragazzo autistico, quello è Andrea, mio figlio. Ecco, lì ho capito che non era turismo, che era invece qualche cosa di più, e ci siamo trovate per 11 mesi tutti i venerdì mattina, che è il mio giorno libero, mi insegno a scuola, insegno chimica su una scuola di Mestre, e 5 ore, 8 e mezza, 13, da nordestino, cioè proprio un caffè in mezzo, e lui mi raccontava le cose che ha vissuto, e io con 2 dita, perché scrivo ancora con 2 dita, battevo questa storia. A luglio del 2011 dico alla mia casa editrice: questa è una bella storia, se ne può fare un romanzo. E loro mi ascoltano, mi dicono: è una storia bella e difficile, se la scrivi bene la pubblichiamo, se viene fuori invece uno sviolinamento, pianti e lacrime, non la pubblichiamo, perché non lo pubblichiamo
100 colpi di spazio, tanto per un riferimento culturale degli anni passati. E quindi io per un anno provo a scrivere questa storia, che poi è stata una storia difficile, poi su questo torniamo un attimo, che io insomma, ho un po' patito, un po' gioito ma anche un po' patito. Andrea ha i suoi gesti ripetitivi, ossessivi, ha i suoi riti, diciamo, compie tanti gesti che poi sono anche descritti nel libro. Non ha difese e ha bisogno di appoggiarsi a dei riferimenti, a tutti i suoi punti fissi. Perché il padre decide di fare questo viaggio sradicandolo da tutti i suoi punti fermi, da quella che era la sua quotidianità, le sue abitudini, che sappiamo bene per un soggetto autistico significano tutto. E quindi sradicarlo significa proprio togliergli il terreno sotto i piedi. Adesso si sente. Allora, mi sentite, sì? Che cosa è successo? Questa è una domanda non facilissima da rispondere. In questi 5 mesi che giriamo in Italia per parlare del libro, trovo un sacco di famiglie che hanno esperienze di, sono circa 400.000, il numero è complicato da ottenere, ma i numeri che circolano sono circa 400.000 famiglie che hanno ragazzi con sindrome autistica. E ognuno racconta storie diverse, esperienze diverse. Per esempio siamo stati a Palermo e a Palermo ci sono dei genitori con dei terapeuti che fanno fare musicoterapia. Sono felici sia i terapeuti, sia i ragazzi, sia le famiglie. Il Ministero della Sanità dice che invece la musicoterapia è una delle tante cose che sono assolutamente inutili dal punto di vista della così, relazione o del lavoro sul ragazzo autistico. A Cosenza, ma forse ricordo male, comunque in Calabria, un paio di ragazzi autistici sono invece, contrariamente, la terapia, cambiano relazione personale 6-7 volte al giorno. Cioè, sì, parlano, si relazionano con 6-7 persone diverse. Che cosa voglio dire? Vuol dire che molto probabilmente anche noi abbiamo delle stereotipie rispetto a noi, no? Che è una patologia complicata, una sindrome complicata, le cui cause sono sfuggenti, multifattoriali dice il Ministero, ma multifattoriale non vuol dire assolutamente nulla. Tutto è multifattoriale, ciò che è evidente, e su cui bisognerà probabilmente studiare ancora molto, Franco, senza grande competenza medica, ma ascoltando un po' se stesso, decide che tenerlo 2 mesi e mezzo in una stanza a Jesolo, come diceva il medico, a guardare poco mondo, preferisce portarlo in giro per l'America a guardare più mondo, convinto che più mondo, quindi più percezione, possa essere più utile. Naturalmente cioè, ma non è un medico, che ne sa lui, no? Forse poco. Naturalmente in biologia bisogna sperimentare, quindi lui ha sperimentato. E allora quando si fanno le sperimentazioni, quali sono gli indicatori che ti dicono se l'esperimento ha avuto un qualche tipo di efficacia? Allora, per esempio, se qualcuno è andato o vuole andare sulla rete, trova i filmati che ha fatto Franco con il proprio figlio in moto, in varie situazioni, banalmente un po' col telefonino, un po' con le camerette, quelle che si chiamano le piccole, 3 o 4 minuti che poi sono stati accorpati, e si vede Andrea che aveva un sorriso, una felicità manifesta che io che lo conosco ormai da 3 anni raramente gli vedo nelle condizioni normali. Allora uno si chiede, ma quale farmaco o quale terapia a Jesolo in una stanza avrebbe potuto dare a quel ragazzo la stessa felicità che ha avuto, secondo me la maggior felicità della sua vita in questi 75 giorni, rimanendo con il proprio padre? Naturalmente non tutti gli autistici, quel ragazzo autistico, cioè quel ragazzo lì. Questa non è la storia dell'autismo, è la storia di quell'esperienza precisa, con il padre, abbracciati, in completa libertà, senza che nessuno gli dica non attraversare la strada, non fare questo, non fare quello, no questo, attento qui, non prendere il gelato, libero, no? Per quanto ovviamente possa essere libero un ragazzo autistico, c'è questo vincolo di fondo. Guardando
il mondo guardando spazi enormi, vedendo tutte le cose che ha visto. Allora, ecco, questo potrebbe essere un elemento comunque di riflessione. No? Gli ha fatto bene Andrea, difficilissimo, gli fa bene Andrea prendere un farmaco? C'è una traccia visibile di questo? Gli fa bene fare un qualche tipo di massaggio? Fa bene? È difficilissimo avere dei riscontri su questo. No? E quindi il padre ha sospeso ogni tipo di terapia, ogni tipo di intervento, si prende 75 giorni di libertà, sta con il proprio figlio in grandissima intimità, scopre ancora di più il rapporto con il figlio, lo fa riempire gli occhi del mondo e lo porta a casa. Poi chiaramente consegna questa storia a tutti gli esperti di medicina e di psicoterapia, i quali scriveranno per anni altre cose. Nel frattempo Andrea cresce e la vita va così, ovviamente. C'è molta positività nell'atteggiamento del padre, c'è molta forza e ogni tanto però qua e là traspare un po' di scoramento, un po' qualche momento così anche di debolezza. Soprattutto è preoccupato per il futuro il padre di Andrea, perché si chiede, beh, intanto questo ragazzo mi sta diventando uomo e la sessualità di questi soggetti è piuttosto problematica, come la vivrò, come gliela farò vivere, come la vivrà lui. E poi soprattutto un domani, quando io e la madre non ci saremo più, cosa sarà di questo ragazzo che ha tutta la vita davanti a sé, tutta la vita murato vivo in questa prigione che è l'autismo, senza nessuna possibilità di guarigione o anche di miglioramento seppur lieve. Per cui si pone il problema, un domani quando noi non ci saremo più, lui verrà rinchiuso in un istituto, sedato, perché è molto attivo fisicamente, non sta un attimo fermo, e quindi per farlo star buono, quale sarà il suo futuro? È veramente molto preoccupato. Beh, insomma, credo che intanto la sessualità è complicata anche per noi, non solo per i ragazzi autistici, e gli adolescenti in particolare. Ma la vita è complicata per tutti in realtà. Chiaro che poi ci sono complicazioni e complicazioni. Io dico sempre che ho una figlia di 24 anni, no? Tutti i ragazzi ci fanno fare scalini, e tutte le relazioni umane sono piene di scalini. C'è l'idea che invece è facile tirare su un figlio, è facile stare con la propria compagna, la propria moglie, sono leggende metropolitane, presuppone una grande vita, una conoscenza di sé dell'altro, il senso della relazione, il capire come tirare, come volare la corda, no? L'arte della relazione è un'arte complessa. Non è un caso che poi anche le relazioni normali soffrono di difficoltà. Certo che stare con un ragazzo autistico gli scalini sono giganteschi rispetto a quelli che io attraverso con mia figlia Eva, no? Per cui si vogliono gambe diverse dalle mie, si vuole un fiato diverso dal mio. Io per 2 anni ho ascoltato un padre che mi racconta cose della propria esperienza genitoriale, e io lo guardo e dicevo, no, queste cose qui fatte, cioè così ti senti, no? Quindi anche trasmetterle è stato complicato. Quando lui mi ha parlato, che è una cosa che tu sai dal punto di vista generale, quando lui mi ha parlato a un certo punto del dopo di noi, abbiamo pianto tutti e due, quindi se uno ci avesse filmato 2 persone di 50 anni, che non sono proprio dei bambini, che di fronte a questo non riesci a frenare l'onda sua e mia che ti trasmette, perché lì non c'è difesa. L'idea che il tuo figlio lo lasci senza... Però lì la colpa non è la biologia, la colpa è il fatto che questa società non rende, cioè noi in realtà non riusciamo a convincere i padri, le madri di questi figli che li lasciano in una società di fratelli. Noi non riusciamo a convincere in nessun modo, non riusciamo, che quando loro verranno meno, qualcuno, non esattamente come loro, ma con lo stesso tipo di umanità, se li prende e li porta da qualche parte. Quello che la gente invece che vive questo, morto io, me lo sbattono da qualche parte, nessuno lo può. E farà anche uno che anche non vuole già da oggi caricare questo sul figlio più piccolo. Questo è un peso, dice, che il fratello Alberto, se un giorno decide liberamente di portarlo, porterà, ma è una cosa che loro nemmeno lontanamente dicono al fratello di farsi, non gli dicono mai Alberto un giorno qua, ma non li ho mai sentiti. Siamo stati a Verona, ho sentito una cosa bellissima sui fratelli.
come dice un uomo di buon senso. I fratelli hanno la loro vita, sì, nel corso della vita matureranno, sentiranno bisogno, ma Andrea è un, tra virgolette, problema dei genitori. Lì si è, come dire, attorcigliata la vita ed è una responsabilità che porteranno loro. Il fratello deve sapere che deve vivere libero della sua vita. Se poi in questa vita deciderà che ha energia per avere una quota di capacità, è una cosa che si deve vivere veramente. È una famiglia che non fa mai pressione, non ha fatto il figlio B perché aiuti il figlio A. È una cosa secondo me un gravissimo errore che non bisognerebbe fare. Io così sono convinto. Non si fanno i figli B per aiutare il figlio A. Perché ogni figlio è A, quindi ogni figlio ha la sua vita. Naturalmente in tutto questo ci sono un sacco di complicazioni, la sessualità, perché è un ragazzo bello, forte, in America è stato più volte, viene normalmente quando gira, le ragazze normalmente cercano di fargli un cenno, naturalmente poi si accorgono subito che è stravagante e così come lo fermano poi lo vogliono. A differenza poi dell'America Latina, che è stata un po' diversa come condizione. È anche un viaggio in cui ci sono due velocità, c'è un'America velocissima, anche la narrazione è velocissima. Ogni tanto dicono, ma questo è un libro di viaggio? Sì, è un libro di viaggio. È un libro, una prima parte veloce? Sì, è la prima parte veloce, perché 1000 km al giorno vuol dire essere veloci. E lì c'era tutta una rabbia, c'era tutta questa libertà, l'idea che te ne vai, lasci indietro i problemi, questa cosa che ogni tanto ci prendono, no? Sapete ogni tanto, ma sì, ma vaffa un brodo, tutto quanto, me ne vado, corro libero, no? Che ti vengono queste cose. Dopo 18 anni che stai, 17 anni che stai con lui, ti vengono queste cose. E naturalmente l'America Latina è un luogo lento perché lo è. L'America è corsa, strade, motel, stazioni di servizio, perché questa è stata gran parte, l'America che hanno visto, no? E lì anche lì una cosa bella del viaggio, il fatto che il padre che voleva fare da ragazzo un viaggio America cost to cost, lo fa con il figlio, no? Io vorrei fare con mia figlia, non so, ho paura della moto, lo fa con un figlio autistico, un figlio che in realtà, io trovo questa cosa come una cosa bellissima. Una cosa di questo viaggio, che è una cosa che deve farsi riflettere, io non l'ho capita subito, no? Uno può dire, o meglio, uno poteva pensare che Franco, se succede qualcosa, tornava a casa come il più idiota dei padri, non solo del Veneto, ma d'Italia e d'Europa. Se succedeva un guaio a un ragazzo autistico, tutti gli avrebbero detto, te l'avevamo detto, carogna, infame, senza testa, no? E invece non è accaduto. E allora uno può dire, sì, per forza, no? È uno che è fortunato. Ma è veramente così. Cioè, è veramente, dopo 75 giorni, è pura fortuna. Siamo sicuri che è pura fortuna? Siamo sicuri che la fortuna ci bacia per 75 giorni consecutivamente? O è invece capacità? O è invece conoscenza del figlio? O invece abilità a gestire le cose? O invece anche sfida, ma una sfida con energia? E non è fondamentalmente energia che tiene un padre e un figlio legati in queste situazioni. Non è il desiderio di vita, ma anche la forza con cui affronti la vita. Perché io, che sono uno che crede poco al caso e ancora meno la fortuna, se non quella, insomma, le cose a bassissima probabilità, come i miracoli, insomma, eventi a bassa probabilità. Ci sono un sacco di cose a bassa probabilità, ma poi accadono cose che hanno più probabilità. Per esempio io, quando avevo 20 anni, il fatto che potessi dire a 20 anni farò il pranzo di Natale era altamente probabile. A 57 è meno probabile, fra 20 anni è ancora meno probabile. È così che funziona la vita. Indipendentemente dalla mia volontà, è un dato oggettivo. Quando avrò 97 anni, che sono a gennaio, il fatto che dica che possa mangiare il panettone a Natale, un bel auspicio, ma la probabilità reale si riduce automaticamente. Fare un viaggio così non è un fatto di è un fatto di capacità, è un fatto di forza, è un fatto di fiducia in sé. È quel legame, qui ho scritto che i due hanno un cordone ombelicale, ma che non è quello che abbiamo con i figli che dobbiamo tagliare quando crescono, no? È questa sorta di elastico che ha con questo figlio, perché con un ragazzo autistico come Andrea, ma come con tanti altri, non lo tagli mai col ombelicale. Cioè non voleranno mai da soli. Non puoi dire che cresceranno indipendentemente da... Crescono dipendentemente da... E quindi questo cordone ombelicale diventa un elastico, però è un padre che questo elastico lo sa tenere.
sa accettare che si sposti di qualche passo e sa rincorrerlo quando questo ragazzo che parte in punta dei piedi corre e si è perso un paio di volte in viaggio, non si è perso d'animo e l'ha ritrovato. E l'ha ritrovato perché conosce il figlio e sapeva, come è successo a Panama e in altri luoghi, intuisce i luoghi, gli spazi che attraversa, quindi va nelle botteghe dove sa che il ragazzo passava. Cioè, questo vuol dire essere non fortunati nel senso banale del termine, può essere fortunati quando tu hai conoscenza degli spazi, dei luoghi, di te stesso, degli altri. Questa è la fortuna vera, quella che costruisci una conoscenza, che ti permette di fare delle cose e non di andare a casaccio, no? Questa è stata la capacità. È un talento, se no uno non avrebbe fatto un viaggio così. Tu sei padre e sei abituato, grazie al tuo lavoro, a trattare con gli adolescenti. Ma avvicinare un adolescente come Andrea, che esperienza è stata per te e quanto ti ha cambiato come uomo e come padre? Non penso che sia stata un'esperienza che il giorno dopo, insomma, chiudi, finito il libro e l'hai dimenticata. Allora, tanto questo è un libro che non puoi scrivere se sei alla tua prima esperienza di scrittura. Questo è un libro difficile, spesso non lo dico perché sembra autoreferenziale, che forse lo è, ma abbiate benevolenza, nel senso che le storie degli altri sono storie spesso complicate, quindi non puoi pensare che arrivi su una storia così al tuo primo libro perché te lo inventi. E non solo devi avere esperienza di scrittura, devi avere esperienza di vita, cioè devi essere capace di riconoscere cosa vuol dire essere genitori, devi aver sofferto per un figlio, devi essere preoccupato per un figlio. E devi aver avuto esperienza di ragazzi diversi. Io lo dico sempre, uso malissimo la parola diverso e disabile, che non mi piace per nulla. Andrea è un ragazzo con questa punta di piedi, Gian Giacomo è un ragazzo che ho, un ragazzo autistico che ho in quinta quest'anno, è un ragazzo che ride sempre. Se cominciassimo a chiamarli con Gian Giacomo che ride e Andrea con questa punta di piedi, secondo me faremo un passo avanti. Dice, abbiamo sempre bisogno di categorie, di etichette, per carità, sono comode, ma ogni tanto disabile non può, diversamente abile non vuol dire che non è un grosso sforzo di tipo linguistico. E per cui, per esempio, l'esperienza da insegnante con ragazzi di questo tipo è stato importante, perché ti obbligano, ma proprio ti obbligano. Io insegno chimica, questo ragazzo è un ragazzo che ha maggior capacità linguistica di Andrea, però 3 anni con lui significa semplicemente che se tu sbagli verbo, quando gli spiego la tavola periodica, lui è in Giappone. E se ti porta in Giappone, tu con lui non fai più nulla. Non che sia fondamentale che lui capisca la tavola periodica, o comunque a me piace, vado nelle ore in cui insomma, lo tiro fuori dalla classe, faccio un'ora con lui volontariamente, perché sono convinto che sia importante che lui comunque, poi gli piace il laboratorio, facciamo delle cose, no? Però ho imparato che con lui ci sono, devi saperlo capire, devi sapere se è più agitato, devi leggere anche non solo la comunicazione verbale, quella non verbale, i segni che comincia a tracciare, le cose che dice, se vuoi stare con lui un'ora in relazione, se no lo perdi e ognuno per la sua strada, lui fa le sue cose. Allora è chiaro che Andrea è ancora più complicato di quanto sia Gian Giacomo dei ragazzi con cui ho fatto esperienza, un ragazzo che si concede molto meno, un ragazzo molto più sfuggente, però un ragazzo che quando ti aggancia 20 secondi con gli occhi resti a un suo magnetismo, ti colpisce. C'è mia cognata che non riesce veramente a stargli vicino, mi fa piangere, mi emoziona, no? Ed è non il rapporto con lui, ma è chiaro che la cosa complicata è stata la preoccupazione, è quella di come si racconta una storia così di un altro. Il scrivere inventando, per quanto bello e complicato, è gratificante. Decidi tu le regole del mondo in cui vai a scrivere, decidi tu cosa fa il protagonista, decidi tu se farlo morire, se farlo ballare, che morosa. Qui è una storia che è piena di vincoli, come se voi trovaste in giardino le ossa sparpagliate di un dinosauro, no? E doveste rincollarle, ma non come volete voi,
usando la vostra fantasia, sapendo che c'è un modello di dinosauro a cui dovete rispondere. Ecco, scrivere questa storia e avere una miriade di frammenti, sapendo che c'è una persona vera, un padre, un figlio, che c'è una sequenza di gesti, di atti, di incontri, di persone che hanno. Quindi cosa fa lo scrittore? Deve mettersi lì con le parole che ha in testa, con la sua sensibilità, perché non puoi togliertela, e cercare di raccontare queste cose il massimo che ti è concesso. Questa è la fatica, no? Il massimo che ti è concesso è quello di prendere cose che dice Franco e un po' tirarle con un po' di elastico anche tu, ma non puoi inventare sostanzialmente nulla, che è come stare su una stanza in cui l'aria è sempre quella. E non solo, il tipo di cose che racconti sono cose emotivamente complicate, perché l'autismo, lo sapete come me, forse meglio di me, in una stanza in cui non ci sono granché di finestre per cui scappare, perché i ragazzi crescono, addirittura si complessificano, quindi diventano ancora più complicati, perché il genitore ti trasmette energia, forza, coraggio, positività, ma sai che questa è una strategia di adattamento, cioè non è una condizione che hai a cuor leggero, non è un prato fiorito che mi suscita bellezza e leggerezza. L'autismo non è un prato fiorito, lo puoi vedere come un prato fiorito, lo puoi attraversare con forza, ma dentro di te sai benissimo di cosa stai parlando. Quindi raccontare queste cose senza sviolinamenti, né troppo distante, né troppo vicino, con un minimo di rispetto per la storia degli altri, ecco, questa è stata la fatica. Che la fatica, prima di uno scrittore, è la fatica di un uomo, la fatica di un padre, la fatica di uno che dice Madonna che storia. Tanto che a novembre 2011 io ho telefonato a casa editrice dicendo ve lo mollo qui, Franco non sarebbe stato contento, ma non, perché è una storia che ti porti 20 ore al giorno, te la porti a casa, te la porti a letto, te la porti a scuola, quindi dopo aver tamponato la macchina, dopo aver cominciato ad avere mal di testa, dopo aver avuto tutti i danni che si hanno collaterali quando si è presi, avevo deciso al 1° novembre, dico no, guarda, non ce la faccio proprio. Poi invece mi sono rotto un piede rotto, 3 settimane a casa, ho finito di scrivere. Andrea comunica attraverso la scrittura indotta al computer e scrive cose molto forti, scrive di essere consapevole del suo autismo, di volerne uscire, di star male, di vedere le parole ma di non riuscire a dirle. Quanto di quello che scrive secondo te è realmente farina nel suo sacco e quanto invece è indotto, perché in fondo lui sente parlare di sé, parlano di lui davanti a lui, e quindi quanto viene veramente dalla sua coscienza e quanto invece può essere quello che lui ripete, quello che sente dire di sé dagli altri. Questo è difficile da dire, da conoscere. Allora, la scrittura facilitata, che è molto contestata, sono forse legittimamente genitori con ragazzi autistici che dicono che è una bufala. Per chi non lo sa, è una cosa formalmente molto semplice. Il ragazzo viene abituato, Andrea lo fa da 9 anni, a scrivere al computer, e i primi 2 anni e mezzo di questa esperienza uno guida la mano del ragazzo, lo alfabetizza, cioè gli insegna ad avere un ritmo e riconoscimento della tastiera, e quindi viene digitata una domanda e il ragazzo prima viene guidato a rispondere e dice, sospetto che, come dice sempre Franco, anch'io per 5 anni pensavo che fosse il facilitatore a rispondere. Poi da 7 anni credo, la mamma ha imparato e lo fa lei. Allora anch'io, che sono un uomo di scienza, ho voluto vedere come funziona la cosa. Quindi sono venuti a casa mia, Andrea è venuto molte volte a casa mia, ma quella volta gli ho chiesto voglio vedere come scrive Andrea. No. Quindi Andrea è venuto a casa mia con la mamma e il papà, e siamo stati al mio computer, quindi non c'era nulla di nulla, e il papà ha digitato una domanda e lui, cuore, lettera, si dà un ritmo, scrive, mi ha risposto, una risposta molto semplice. Mi ha legato buon lavoro, mi ha salutato, mi ha raccontato che sarebbe partito di nuovo in viaggio, quindi delle cose di questo tipo. Quindi ha capacità di lettura, quindi sapete che quando leggiamo il pensiero
forma dentro noi le parole, quindi c'è il pensiero, ci sono parole, c'è capacità di rispondere, quindi questa c'è, no? Allora la preoccupazione è tutto quello che scrive è suo o è di qualcun altro, no? Allora questo io credo che sia un ragazzo che ha, come ha molta attenzione, una spugna, assorbe molte cose, però questo secondo me non è una cosa determinante, nel senso che la scrittura facilitata non è un luogo in cui padre, madre e figlio trovano un luogo di relazione, no? Trovano anche, se volete, se uno è proprio malevolo, un luogo di illusione, no? Esattamente come quelli che credono al paradiso, no? Io per esempio non credo all'Immacolata Concezione, ma se uno ci vuole credere non gli fa del male, se uno vuole credere al paradiso questo non gli fa del male, cioè noi siamo pieni di illusioni che ci portano a fine giornata. Però se questo serve ai genitori per sentire, no, il modo comunicativo di Andrea, ben venga. Io sono convinto che una parte di cose sono sue e una parte di cose sono ripetute e assorbe, perché è una spugna, una sensibilità, una percezione incredibile, ha una memoria per i dettagli che è spaventosa, quindi può avere una memoria per le parole, per i dettagli. In questo lungo 5 mesi abbiamo riconosciuto diversi ragazzi che scrivono con la scrittura facilitata. Abbiamo trovato uno di Castelfranco, vicino a Castelfranco, che ha fatto la tesi all'università con la scrittura facilitata, che ha letto pubblicamente un pezzo della sua tesi di laurea. Poeticissimo, molto contorto ovviamente, ma c'erano delle cose. Qui siamo nell'ambito anche della relazione padre-figlio, non è un ambito di pura scientificità. Del resto, tanto per dire, faccio un'obiezione sulla scientificità. Vengono dati, possiamo scrivere sulle linee guida del Ministero, farmaci ai ragazzi autistici, legittimamente, molti di quali non sono testati sul lungo periodo, sul medio e lungo periodo, effetti collaterali. No? Quindi, per esempio, se io avessi un figlio autistico, no? Lo dico veramente senza... gli farei fare più scrittura facilitata e meno farmaci, perché gli fa meno male, qualsiasi cosa scrive. No? Io, per esempio, che sono sicuramente non male. Perché? Perché lì dipende moltissimo da come tu vivi la relazione, da quali simbologie costruisci, da quale narrazione costruisci. E ognuno, quando è in questi territori complicati, ma questo vale anche quando ha un genitore, un parente in quel territorio complicato che è la malattia, che è la disabilità, ci creiamo delle narrazioni che non sono rigidamente meccaniche e formali, perché se no non arrivi a giorno dopo, in nessun modo. Per poter scrivere la storia di Andrea tu hai frequentato, come ci dicevi, per molti mesi, lui è anche il padre, e hai dovuto fare la fatica doppia di calarti dentro due persone vere, di assorbirle in te per poi poterle restituire attraverso la scrittura. Soprattutto hai dovuto drizzare le antenne per captare quelle onde emozionali che Andrea trasmette. Quando è venuto però il momento di scrivere il libro e ti sei sentito pronto, avevi la storia dentro ed eri davanti al tuo computer da solo, ti sei dovuto calare dentro le emozioni facendoti avvolgere come in un bozzolo, oppure sei dovuto uscire dalle emozioni, ti sei dovuto distaccare e guardarle da fuori per poterle scrivere? L'unico esercizio che ho fatto è stato un esercizio un po' faticoso, è stato quello di immaginare cosa avrei fatto io se ero mia figlia fosse stata autistica. Quindi io sono per un anno, immaginavo di essere Franco, ma come se fossi Fulvio e Andrea fosse Eva. Cioè, l'unico modo è stato quello di dire: ma tu di fronte a una cosa, tu che hai tutte queste cose in testa, che leggi, scrivi, che fai, che ti informi, eccetera, ma che strategie, che cosa avresti fatto per arrivare giorno dopo giorno, no? Però lì, per esempio, io mi sono reso conto che immagino spesso che mia figlia ha 24 anni, fra 4 anni avrà dei nipotini e io farò il nonno, no? Poi quando ci rifletti ti rendi conto che è un'illusione, perché non sai se sarà così. Una legittima, bellissimo modo di costruire
meccanismi mentali. Ma non lo so se sarà così, non so se nemmeno mia figlia vorrà avere i nipotini. Potrò pensare di andare in pensione, questo già, dopo le ultime cose già mi sono riveduto, devo andare fra poco, invece andrò fra un po', insomma, sognare di andare in pensione, no? Poi come vedete in questo caso mi è andata male dopo poco. Sono cose che noi usiamo un sacco di meccanismi mentali che ci aiutano legittimamente. Una cosa che non può fare Franco, no? Ma credo che tanti altri padri, però Andrea ha 26 anni, che cosa fa? Allora, qual è la strategia di Franco? Che comunque è utile a te. Ogni giorno è un'isola e il mio obiettivo è arrivare, no? Alla fine di quest'isola, prendere il corso per la prossima isola. È già un obiettivo, come lui dice, portare a casa oggi. Oggi si è alzato bene, buona giornata, come il viaggio, non ha avuto problemi, oggi l'abbiamo portata a casa, domani vediamo quando si alza. È difficile, io per esempio quando cercavo di capire così, mi pareva impossibile vivere così. Come si fa a vivere così? Come si fa a non pensare a luglio andrò, finisce l'esame di Stato e vado in vacanza? E ti rendi conto che però è una frase che ti dici che non ha consistenza, che non ha reale consistenza. Cos'ha consistenza? Il fatto che molto probabilmente domani mattina prendo la macchina e vado a scuola, la maestra mi alza alle 6:30. Questa è già una buona consistenza, ma fra 15 giorni che consistenza ha? Bah, lo diciamo. Invece Franco fa di questo viaggiare su piccoli spazi una consistenza effettiva. Allora misurarsi con questo è stato un esercizio interessante. Per me è interessante, quindi credo di averlo trasmesso questo nel vita, no? Quando entri in questo tu diventi un po' Franco, perché non c'è altra possibilità. Devi stare su quella moto, devi arrivare a fine giornata, devi comporre la giornata del viaggio con gli elementi che ti ha dato in maniera molto concreta. Ed è stato per questo un libro difficile da scrivere, perché è come se fosse stato della miriade di libri fatti da un unico capitolo. Perché il giorno dopo, un conto non sapeva mica dove andava. Biglietto aperto voleva dire che lui ha prenotato il viaggio, biglietto aperto, la moto per la prima notte, ma la mamma sapeva già che dopo 2 o 3 giorni potevano tornare a casa, non c'era nessun progetto. La stessa cosa di questo libro. Adesso il libro insomma è diventato un po', ma questo, se uno ci avesse filmato durante, abbiamo visto 2 deficienti di 50 anni che si sbracciavano pensando di scrivere un diario che finiva su un ambito molto piccolo. Il fatto, come sempre, che poi le cose prendano dimensioni spesso non sono contenute già, no, ma dipendono dallo sviluppo delle situazioni che tu alle volte non prevedi, come molte cose nella nostra vita, benché ci illudiamo di... La vita è piena, quando il Ministero della Sanità dice che l'autismo è a cause multifattoriali, tutta la vita ha cause multifattoriali, la biologia, perché hai più variabili che agiscono insieme e non le controlli, nemmeno noi sappiamo quando nasciamo, di certo ben poche altre cose, quindi questo è il senso della vita, ed è un senso che ci dà forza. Se tu non sei proprio uno che si dispera, questo ti dà forza. È bellissimo, un'avventura che ti giochi tutti i giorni, che te la giochi con forza, nella tua vita. Franco dice un'altra cosa bella che abbiamo ripreso. Rispetto alla malattia, non è uno di quelli che pur legittimamente si dispera, è legittimo, ognuno ha le sue strategie. Franco è convinto che la vita con quel figlio, dalla lotteria è stato un numero basso, molto basso, no? Però c'è gente che ne ha anche più bassi di miei, dice. C'è gente che ne ha avuti molto più alti. Il mio è questo basso. Che cosa faccio? Mi gioco al meglio questo numero basso. Cosa farò? Qualche viaggio, sognerò quello che posso fare. Ma Franco non ha perso un minuto, non perde un minuto a dire perché proprio a me? Che sfortuna. E per cosa? Numero basso. Faccio il meglio per il numero basso. D'altra parte ognuno di noi dovrebbe giocarsi al meglio la vita. Io sono convinto che non avrò un'altra, che avrò un'altra occasione. Cerco di fare il meglio quello che riesco a fare. Sono anche convinto che la gran parte dei processi biologici dell'insegnante di scienze sono irreversibili. Io sono convinto che un giorno bruciato è un giorno bruciato. Ci sono cose che recuperi, poche, e molte che le bruci. E quando bruci una situazione ti porta su un'altra condizione e lì avrai altre strategie, avrai altri comportamenti.
La vita è costantemente così, è la bellezza della vita. Io trovo questo, che non sia angosciante, che questo sia bello. Io troverei angosciante il fatto che la vita sia ripetitiva, sempre uguale, che sia già dal momento che io nasco, no? Sia definita per sempre, chi sposerò, quanti figli avrò, che persone incontrerò. La bellezza e lo stupore del cambiamento, che la vita è cambiamento. La vita per definizione è cambiamento. La vita per definizione è movimento. Quando parliamo, non è un caso che questo viaggio è fatto così, perché soltanto viaggi di questo tipo ti fanno muovere, perché chiunque che qui, minimo di competenze piccole scientifiche, la vita è movimento. Non fosse altro che tra le cellule passano sostanze, la contrazione muscolare, la scarica nervosa quando pensiamo. Il tempo dell'eterno riposo è distante dalla vita. Sapete che lo temiamo l'eterno riposo. Noi amiamo la vita, siamo in movimento, godiamo di questo movimento, e non è un caso che questo, con questo tipo di malattia ha fatto una cosa in movimento, cioè ha fatto un viaggio, non è rimasto seduto iesolo sul suo sdraio ad aspettare che Andrea si annoiasse e facesse le solite cose per 75 giorni. È andato in un altro ambito. È una ricetta? No, non è una ricetta. Devono fare tutti così? No, non tutti. Ognuno trova la sua. Questa è una cosa che diciamo, che dice sempre Franco. Non c'è nessuna ricetta, non c'è una medicina contro. Sei tu, la situazione, il tuo numero basso, il tuo figlio, la tua famiglia, e tu ti organizzi e reagisci in base alla tua storia. Poi ti va bene, ti va male, così è. Andrea, grazie a questo libro, ha vissuto un momento di sovraesposizione mediatica, è finito in TV, è finito sui giornali, e oggi purtroppo sappiamo che l'informazione non esiste più, perché tutto diventa spettacolo, perché c'è la legge dell'audience che governa tutto. E quindi non ha rischiato Andrea di venire trasformato in un fenomeno da baraccone? Questa esposizione mediatica non è stata lesiva della sua dignità di ragazzo? Beh, ma Andrea è autistico, come ognuno di noi è autistico senza e con la televisione. Ogni tanto c'è qualcuno che dice: ah sì, però Andrea è un bel ragazzo autistico, no? Ma questo è irrilevante per essere autistici. Vorrei che uno dicesse sul viso a un padre: ah, che bel ragazzo autistico che è, complimenti, gli tiri un cagnone, no? Cioè, non c'entra nulla. Sono attribuzioni che fai tu nei tuoi occhi, no? Allora, il vero problema non è Andrea è andato in televisione molto, molto controllato, molto mediato dalla famiglia, c'è stato tutto un accordo, non è andato al caso. Ma il vero problema è un altro. Il vero problema è che noi ci facciamo scandire le tappe della nostra civiltà dalla televisione. Andrea era autistico 5 mesi fa. Quindi chiunque poteva, quindi prima del video, chiunque poteva suonare il campanello a casa di Andrea e dire: papà di Andrea, questa sera stai a casa, mangiati una pizza, mi porto fuori Andrea e tu respiri. Cioè ognuno di noi, indipendentemente dal libro, indipendentemente da Andrea, può andare nel proprio vicino di casa che ha un problema, non solo la disabilità, un problema qualsiasi, e può dimostrare che ha qualche neurone a specchio che gli funziona, cioè entra in empatia con uno che sta male e partecipa per quello che può della difficoltà altrui. Questa sarebbe civiltà. Io sono convinto che andare sulla Luna non sia un grande passo per l'umanità. È stato un grande passo per la NASA, che è contentissima. Il grande passo per l'umanità è il fatto che io suono al campanello di una persona che ha bisogno di un aiuto. Il grande passo per l'umanità è che io mi fermo con la macchina quando c'è un'anziana persona che fa fatica e non aspetto di prenderlo sotto come succede, proprio fermo e lo aiuto. Questa è civiltà, sono indicatori. La televisione in questo ci accompagna il fatto che siamo più o meno civili. Una cosa del viaggio, che è un bel paradosso, che quando va in America Latina, nei paesi poveri, no? I diversi, non perché questa sia una ricetta, ma sono più tollerati. Cioè quando lui passa dall'America all'America Latina, nelle comunità scassate, un ragazzo pazzerello, come veniva nelle nostre comunità di un tempo, se lo passano e beve un goccio d'acqua di qua e fa un salto dall'altra parte e uno lo tira. Qui, se tu sei al bar, stai mangiando in pizzeria e Andrea ti entra
come ti beve l'acqua come farebbe, e tu gli dici, sì, capisco che è una notizia, ma è figlio tuo, chi entra là, cioè, stai ben attento, perché mi stai rubando quei 3 minuti di civiltà, no? Che mi sono guadagnato con 9 ore di lavoro, faticando, perché anch'io pago le tasse, sono le cose che ti si diciamo. Non c'è una quota gratuita di tempo, no? Anche se poi molti di noi lo fanno, perché sapete che il Veneto poi ha una quantità di volontariato bellissima, la società da questo punto di vista. Ma pensate se questo fosse non soltanto volontariato, fosse uno stile generale di vita. Quindi non soltanto ogni tanto occasionalmente perché ma si vado a fare volontariato, perché ti viene, perché è spontaneo, perché riconosci nella diversità una delle possibilità della vita, poteva accadere a te, a tuo figlio, è una possibilità, perché a volte ci va bene, a volte ci va male. Quindi pensa alle lezioni a proposito di televisione, no? Quando è lì, ed è un pensiero che abbiamo messo nel libro, lui si ricorda quando andava a prendere Andrea, anche lì sarebbe stato bello che la televisione fosse stata lì, perché non c'è mai quando c'è bisogno. Poi sta sulle storie, rincorre le storie, ma questo è il ruolo della televisione. Poi siamo noi che vogliamo andare in stanza con Andrea, siamo noi che vogliamo vedere il sangue che corre, siamo noi, perché tu puoi cambiare canale e farla morire subito. Hanno 0 audience e chiudono. No? Ripeto, c'è sempre uno che guarda. Ma è in questo villaggio, quei ragazzi indios, che prendono Andrea, lo portano in giro per 3 ore, per mezza giornata, e dice, ma poi andavo alla scuola della grande Castelfranco, no? Civile, democratica, eccetera, e Andrea stava lì con la sua mela, con il suo mandarino, da solo, con comunità di ragazzini che venivano là, che non hanno colpa i ragazzini, è lo stile generale, che dicevano, dai Andrea, fai 1+1, tu che sei bravo in matematica, fai 1+1, e tu sei il padre che arriva lì e dice, cosa gli dici? Nulla ovviamente, ma dici, Madonna, non è possibile che non ti vengano queste cose. Non perché che non ti venga da prendere in giro quello che sta sotto della scala, perché noi siamo sempre che c'è qualcuno sotto di noi, che se di colore diverso, di zampe diverse, sempre, noi siamo sempre, facciamo fatica a reagire in alto, ce l'abbiamo sempre con qualcuno in basso, sempre. Noi scarichiamo la nostra aggressività sempre contro chi è più debole di noi. Prendiamo in giro, anche in classe, sapete, una cosa comune in classe. In classe c'è sempre un paio di ragazzini che se non intervieni subito come insegnante diventano quelli che subiscono gli scherzetti. Sì, ma lo fanno per scherzare. Io ai genitori mi rompo il culo quando sì, ma Antonio lo fa per scherzare. Non deve scherzare, non si scherza sulla debolezza degli altri. Non si scherza in nessun modo, è un errore gravissimo. Poi vengono i genitori a giustificare, sì, è esuberante, gli ha tolto corpo, non voleva mica fargli del male. Tientelo a casa. Non si fanno queste cose, è pessimo. Vuol dire che è un modello gerarchico che ha preso in famiglia in cui c'è qualcuno che è sopra e qualcuno che è sotto. Non esiste però in questa civile, capite? La televisione fotografa, amplifica la nostra inciviltà. Quindi lì a un certo punto le televisioni sono buttate sulla storia di Andrea perché Panorama ha creato la copertina. Andrea è andato 2 volte, una volta con le Iene, anzi le Iene sono andate lì perché le Iene hanno voluto vedere cosa vuol dire stare un viaggio con Andrea, perché anche loro erano convinte che è tutto finto, cioè uno che non conosce, insomma, ha fatto un viaggio e il ragazzo è poco più che c'è qualcuno che scrive in internet, ma non è un ragazzo autistico, è un Asperger, c'è uno finto, è uno pieno di altri. Chiedetelo 24 ore. Chiedetelo 24 ore. Quando alla fine è giornata e sono andati qualche ora a Venezia, quello degli Iene ha guardato negli occhi Franco e ha detto, ma come fai? Questo è uno che parte in punta di piedi, ti tira, capite? Perché poi si fa presto banalmente e superficialmente a dire le cose. La televisione ha rincorso in realtà una storia, un libro che andava e ci è stata sopra come ci sta sempre sopra. Qual è il vero problema? Che la televisione si dimenticherà. La televisione si dimenticherà, quindi Andrea non è più o meno baraccone di prima. Andrea è un ragazzo autistico, lo sarà fra 10 anni. Se questo dovesse servire, come qualche famiglia ci dice, avete un po', secondo me un po', veramente un po', poco, fatto luce sull'autismo, perché secondo me questo non basta, ci vuole ben altro. Però è legittimo non te lo dica perché magari è entusiasta, no? Se questo servisse ad avere più attenzione su tutte le disabilità, ben venga anche la televisione che faccia finalmente un ruolo
civile. Se questo dovesse servire il libro, una storia, come dice Franco, a far più luce, ben venga, ma poi né i libri né la televisione hanno il potere di farci stare dentro la nostra civiltà. Non dipende dai libri, per quanto forza la letteratura, per quanto forza la televisione, dipende da noi, dal fatto che tu capisci, ti emozioni, e il giorno dopo sei un po' meno stronzo di prima, perché è così. Bisogna ogni tanto avere la forza di essere un po' meno stronzi di prima, perché c'è un sacco di gente. Non può essere che noi siamo quelli che quando siamo in macchina ci danno fastidio, i ciclisti, e quando sei in bicicletta ti danno fastidio le macchine. Cioè non è possibile, non è possibile. Allora strombettiamo e quando siamo in bicicletta no. Cerchiamo di avere ogni tanto l'uso dei 1305 che Dio ci ha dato, usiamolo in Europa. L'ultima cosa, e poi direi di concludere, magari vediamo se c'è qualche domanda da parte del pubblico, proprio l'ultimissima. Come dicevi tu, Andrea a scuola era messo in un angolo, preso in giro dai compagni, mentre in Sud America è diventato un capopopolo, girava con i ragazzini, tutti giocavano con lui e si sentiva libero. E tu dici c'era in quei paesini poverissimi del Sud America l'atmosfera che c'era nei nostri paesi qui nel Veneto 50 anni fa e che non c'è più. Cosa c'è successo? Perché ci sfioriamo senza più incontrarci adesso? Riapriamo. Ma breve. Sì, no, nel senso che come dire, noi abbiamo preso un treno. Prima scrivo gialli ambientali, il motivo per cui ho scritto 5 gialli ambientali perché sono un amante di questo territorio, di questo spettacolare, geologicamente spettacolare evento, è bellissimo, poi uno può fare ragionamenti su questo di tipo politico, cioè il vento è uno che la terra che ha le Dolomiti, ha questi fiumi che ha, è una laguna, è uno spettacolo. Noi questo spettacolo non siamo, negli ultimi 50 anni, non siamo in grado di gestirlo. Noi lì abbiamo duramente fallito, abbiamo frammentato gli ecosistemi. Quindi abbiamo una storia di rapporto con la terra, che però è un rapporto con noi stessi, come se fossimo saliti su un treno e fossimo sempre stati su questo treno. Noi corriamo e non sappiamo dove stiamo andando. Allora la crisi è chiaro che un po' ci sta facendo riflettere, c'è qualcuno di noi che riflette. Io fra 2 giorni faccio un incontro sugli orti sociali e c'è gente che sta pensando di recuperare, di ritornare, di avere, come diceva, insomma, l'orto e il giardino come luoghi di cura, non soltanto luoghi di patate e di pomodori, luoghi di cura, di rapporto con gli altri, di rapporto con se stessi. Io credo che in questi ultimi 30 anni abbiamo talmente tanto corso che siamo sopra una pellicola sottilissima e che ci fa... Io sono convinto che dobbiamo tornare ad essere un po' più umani. Sono convinto che se continuiamo a non guardarci, a non sentirci, a non fermarci, a non salutarci nei bar, è mai possibile che non ti saluta nessuno nei bar? Che tu entri e dici buongiorno e ti saluto ogni... Cosa stai pensando? Che razza di meccanismi algebrici hai? Buongiorno, buongiorno, non è che devi fare i miei baciare. Buongiorno e buongiorno. Vai a prendere il giornale, non ce n'è uno ed è il tuo vicino di casa. Cosa devi fare? Cosa hai di occupato che ti blocca le capacità verbali? Cosa stai facendo? Cosa c'è di così? Capite? Per esempio nel Veneto il buongiorno, che aumentasse statisticamente del 15%, avrebbe migliorato un po' di più la vita. Poi va bene, noi facciamo le sagre al peperone, le sagre all'asparago, noi sembriamo tutti amici, tutti fratelli, poi quando sei per strada, se sei un ciclista mandi il remengo, le biciclette, le macchine, e quando sei al bar non ti saluta nessuno, neanche il barista. Io darwinianamente seleziono i baristi in base al buongiorno, perché se ti devo dare i soldi voglio che tu almeno mi dica buongiorno, se no non vengo chiuso subito. Quindi insomma bisogna che recuperiamo un po' di noi. Basta.